Tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora fermi tutti perché stasera siamo in grado di svelarvi niente poco di meno che il programma politico di Ilaria Salis. Voi sapete, la candidata di punta del duo Totò e Peppino, Fratoianni Bonelli, che ha postato sui suoi social un video dove spiega le profonde motivazioni ideali e programmatiche alla base del suo impegno politico. Allora partiamo dall'esordio, ovviamente, care tutte, cari tutti, perché bisogna declinare entrambi i generi, anche se qui la Salis è un po' in ritardo, perché sta avvalorando l'insinuazione reazionaria che i generi sessuali siano due e solo due, declinando al maschile e al femminile. Quindi ci pare un po' in ritardo la compagnia Salis su questo, ma recupera subito avvisandoci che non è una politica di professione. Sapete che ormai dall'era grillina in poi questa affermazione di incompetenza tecnica, diciamo, è un valore, ma che ha fatto politica in altri contesti partendo dal basso. Non sappiamo esattamente a cosa si riferisca, se si riferisca per esempio, facciamo cronaca senza nessuna acrimonia, alle 4 condanne passate in giudicato che ha, al di là del caso ungherese, su cui innocente fino a prova contraria, ma Ilaria Salis ha 4 condanne definitive, tra cui diciamo per invasione di edifici, resistenza pubblico ufficiale, esplosioni, cioè insomma, come dire, è questo il curriculum di una che ha fatto politica in altri contesti partendo dal basso. Poi ovviamente ribadisce: io, come sanno tutti, sono antifascista, che è un dato dirimente nel 2024. A parte sarebbe inquietante il contrario, ovviamente qualcuno che si definisse fascista nel 2024 andrebbe prelevato con un'ambulanza, o se ci crede davvero combattuto politicamente alla morte politica, ovviamente, non del soggetto. Ma invece lei, come dire, ci tiene a dire che è antifascista perché, e qui la parte subito a ruota, si è candidata anche per combattere le destre retrograde in Europa. Quando c'è il plurale le destre vedete sempre le armate nere, cioè sostanzialmente chiunque non la pensi come la Salis e come i suoi Dante Causa Totò e Peppino, Fratoianni e Bonelli. E quindi questo grande romanzone antifascista. Poi non sappiamo esattamente cosa voglia dire per lei combattere le destre in Europa. Speriamo che non voglia dire quello che facevano i suoi amici. Lei lasciamo perdere perché ribadiamo la professione di garantismo sul suo caso per ora, ma i suoi amici della Banda del Martello, con cui oggettivamente la Salis si accompagnava, che diciamo andavano in giro a combattere le destre non esattamente con metodologie gandhiane, diciamo, come suggerisce il nome La Banda del Martello. Comunque, al di là di questi interrogativi, chiunque voglia sviscerare il programma politico della Salis può andare a cercare il video. Noi abbiamo elencato i punti salienti, pensate questi erano i punti salienti, e poi se la prendono con la candidatura del generale Vannacci. Ma grazie a tutti, a domattina.